italiano si traduce come raffica ed è il Dassault Rafale dell'aeronautica militare francese. Un applauso subito perché poi non lo sentiamo più l'applauso. Attenzione, rientra al centro della massa, potenza inesorabile, sul dritto, da solo, Rafale, entra in servizio il 4 dicembre del 2000 con la Renault. È un aereo da caccia multivolo francese, caratterizzato da un'ala delta e da rete canard. Ha una coppia di motori turbofan montati nella sezione di coda e un'unica ed ampia deriva. È stato progettato per essere utilizzato sia dall'aeronautica militare francese sia dall'aviazione di marina. In anella da fluida e velocissima serie di tornoni. Un'apertura alare di 10,80 m, un'altezza di 5,34 m, un peso moto di 9.500 kg, una velocità di 1912, l'esaltezza è il punto massimo di picco toccato. Eccolo che entra da sinistra, via! Dell'aeronautica francese, rientra, attenzione, pilota secca, Schneider. Poi tiravo verso il sole, vira negativo, scende velocissimo. Attualmente sono 3 le versioni del Rafale, la monoposto per le operazioni da bordo aereo, il monoposto C e il biposto Rafale B. Attenzione! Alla sinistra della display, ed ora attenzione, dalla potenza alla possibilità di volare il volo mobile, fuori tutto. Luce accese, carrello fuori, simulazione d'atterraggio. Fa scattare. Abbiamo 4 ans plus tard, important des couettes Rafale de l'aeronautica militare francese. È un piacere per me volare in questo capocciolo di Gesù. Viva la Francia e viva l'Italia!
fantastico, siamo al limite della portata. Poi non mancherà la manetta Candela. Ciao, ci vediamo quando esibizione d'eccellenza, manovra molto aggressiva del comandante di questo velivolo che ora manovra molto stretto, bellissimo. Assoluto Jesolo, lui era il capitano Butten che sta soprannominato il Bubu. Sul finale di display, capitano Butten con il suo Rafale. Punta al centro.